4 giorni di navigazione, prima sul Ticino, poi sul Po, partendo da Arona in provincia di Novara con una meta precisa, Venezia. Tappe intermedie del viaggio: Cremona, Borgoforte, Ferrara, Portoviro, Chioggia ed altre località affacciate sull'asse dei due grandi fiumi. È un itinerario lungo più di 350 km, quello intrapreso di recente da una delegazione del Parco del Ticino e del Lago Maggiore, che con il progetto Experimentando ha avuto modo di attraversare in barca ben 3 regioni: Piemonte, Lombardia e Veneto, con l'obiettivo di mettere in evidenza il potenziale turistico del Po e del Ticino. Siamo partiti da Arona, Lago Maggiore, siamo partiti sabato mattina e quindi con 4 tappe arriveremo a Venezia. Quindi sono momenti importanti, noi poniamo l'attenzione sul turismo fluviale, quindi la nostra massima aspirazione è creare l'attenzione, creare una piattaforma mediatica sulla quale tutti i parchi fluviali possono avere la loro presenza per facilitare il turista nel scegliere dove andare e cosa fare. Quindi in Italia ci sono tantissimi siti, ma c'è anche molta confusione. E poi noi come parco fluviale, avendo il Ticino, stiamo sperimentando un'alternanza tra bicicletta e barca, quindi poter usufruire delle ciclabili ma anche poter amare il fiume dall'acqua e il parco, perché noi siamo il Parco del Ticino e del Lago Maggiore. A Portoviro, in provincia di Rovigo, il gruppo piemontese ha trovato un'accoglienza speciale a base di prodotti locali consegnati dai rappresentanti del Parco regionale Veneto del Delta del Po. Siamo un parco d'acqua, i fiumi, i canali, dove c'è acqua e rappresenta il valore vero del delta. Quindi è evidente che chi lo scopre veramente una cosa diversa, perché non è che la grande massa sia abituata a conoscere un territorio come questo. Infatti chi arriva per la prima volta sento subito dei pareri molto, molto lusinghieri, proprio nel senso di: ma avete un territorio che è straordinario, e lo sappiamo che è straordinario, e infatti siamo qua per quello, per promuoverlo. Un parco pieno di fascino, quello del Delta. Qui a Portoviro, da ammirare tutto l'anno, c'è lo spettacolo delle dune fossili, accumuli di origine eolica formati dalla sabbia spostata dalla spiaggia, e poi la varietà di flora e fauna che sanno sorprendere in ogni stagione dell'anno. Siamo in un contesto paesaggistico-naturalistico importante a livello internazionale, siamo nel periodo adesso ormai delle migrazioni, perché le specie stanno piano piano tornando verso le zone di svernamento, cioè le specie africane. Possiamo ancora in questo periodo vedere ancora i roni, quindi i roni rossi, sgarzette, tarabusi, li vediamo tutt'oggi. Stiamo aspettando le anatre, perché ad adesso in poi cominceranno ad arrivare le anatre. Salutiamo le rondini e i gruzzoni, perché se ne stanno andando, stanno facendo le valigie, come si suol dire. Quindi li aspetteremo primavera prossima. Il rapporto amicale che lega il Parco del Ticino a quello del Delta del Po Veneto è consolidato ormai da tempo. Assieme stanno pensando anche di sviluppare un progetto per promuovere la fruibilità dei due fiumi in vista dell'Expo di Milano del 2015. Stiamo viaggiando con questa troupe di Respo che farà un documentario sul Ticino e sul Po. Devo ringraziare il presidente del Parco del Po che è qui con me, perché già lo conoscevo, è sempre disponibile, e solo lavorando in sinergia tutti insieme potremo avere dei risultati, altrimenti già abbiamo finanze limitate, ci lamentiamo sempre ci piangiamo addosso a volte, ma con poco sforzo tutti insieme possiamo fare grandi cose. Questa iniziativa di venire giù dal Ticino che è un parco con il quale abbiamo dei rapporti, non dico quotidiani, ma consolidati, ecco, con il presidente eccetera, anche perché stiamo portando avanti, loro hanno già avuto il riconoscimento MAB, e quindi abbiamo anche qui dei rapporti in questo senso, ma anche perché questo tipo di progetto che sono venuti giù per promuovere appunto il percorso d'acqua è motivato anche da un'idea progetto da presentare ad Expo 2015, insomma, perché abbiamo già fatto degli incontri anche col parco del Monviso, e quindi adesso vediamo se riusciamo a mettere in fila un po' di cose. Non sorprende dunque che i veneti vogliano al più presto restituire la visita. Quando si stabilisce un rapporto e dal rapporto nasce un sentire, perché non solo una scoperta di un territorio diverso eccetera eccetera, ma anche rappresenta stimoli per le esperienze fatte da una parte e dall'altra, quindi è evidente che noi dobbiamo dialogare soprattutto con i parchi umidi, tant'è che adesso non è che cambio discorso, ma per esempio noi facciamo parte all'associazione Delta Med, e che sono appunto un'associazione dei delta del Mediterraneo. Questo non è un delta, ma comunque è un'area umida, anche quella del Ticino, e quindi è evidente che le esperienze loro, le esperienze nostre, conoscerci reciprocamente è un valore aggiunto per tutte e due, insomma.